cresciuta in Sardegna. La mia famiglia, composta di gente savia, ma anche di violenti e di artisti primitivi, aveva autorità e aveva anche biblioteca. Siccome lo zio Sebastiano Cambosu le aveva insegnato a leggere e a scrivere, Grazia era stata iscritta direttamente in seconda elementare. A Nuoro le scuole femminili si fermavano alla quarta elementare e, come tutte le ragazzine nuoresi, anche Grazietta arrivò alla quarta, che ripeté per non abbandonare troppo presto la scuola. Quindi Graziella si trova, senza una istruzione superiore, ma neppure media, dopo la quarta elementare. Che cosa succede? Graziella studia e impara l'italiano come una lingua straniera. Questo lo vorrei sottolineare. Graziella impara l'italiano sui libri, come noi impariamo l'inglese, come noi impariamo il francese, una lingua straniera, perché lei parlava in sardo e tutta la gente intorno a lei parlava sardo. Allorché mi sedevo innanzi a te, scordavo tutto il resto del mondo che mi circondava. Tu eri il mio confidente, il mio ispiratore, il mio compagno di studio e di lavoro. E io ti amavo come un compagno di infanzia, come un essere vivente. Il tavolino è percepito come un essere vivente che conosce parecchi segreti della fanciulla che gli chiede di non svelarli. Quei segreti che dovevano rimanere a tutti i costi nascosti, affidati alle lettere, scritte proprio su quel tavolino e spedite ai vari corrispondenti, sono stati lentamente svelati.